Il ruolo e il futuro di Udine in questa puntata di Screenshot. Avevamo voluto creare un dibattito nella puntata odierna. Alla mia sinistra Alessandro Venanzi, capogruppo del PD Comune di Udine. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Dall'altra parte Luca Onorio Vidoni, capogruppo di Fratelli d'Italia. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, un dibattito per discutere appunto quale sarà il futuro del capoluogo friulano. Non siamo nelle elezioni amministrative in questo caso, però poco ci manca, le schermaglie sono già iniziate, lo avete potuto sentire anche dai nostri telegiornali e dalla stampa. Allora Vidoni, se dovesse fare un bilancio di questi 4 anni della Giunta Fontanini, brevemente, non mi stia 5 anni a raccontare, però dare un voto, certo, e poi dire in sintesi quali sono stati i punti critici magari e i punti di forza. Ma io credo che in generale nel complesso il bilancio della nostra amministrazione è chiaramente positivo. Io credo che sia evidente a tutti che la città si sia trasformata rispetto a prima, quasi rinata da un certo punto di vista. Lo possiamo vedere anche banalmente andando nel centro storico e camminando per le vie del centro, vediamo che appunto... Perché è pedonale? Per sì. Quello? Sì. No, beh, anche era già, alcune zone ovviamente erano già prima. Poi c'è la questione di via Mercato Vecchio, tanto questione citata che per anni, no, è stata pedonale, non pedonale, i lavori fermati, alla fine è grazie alla nostra amministrazione se questa via, la via principale del centro, è diventata pedonale. Ma però all'inizio sembrava non fosse così, c'è stato anche un sondaggio, no? Per fare sì, però la decisione il punto di partenza è stata, a dire la verità, aperta al traffico, se non sbaglio. Sì, era stata fatta una sperimentazione, non era stata presa una decisione definitiva. La decisione definitiva è che via Mercato Vecchio è pedonale. Molte cose sono state fatte, penso ai lavori pubblici, a molti investimenti, alla ristrutturazione del castello grazie anche all'azienda Danieli, all'adeguamento di Casa Cavazzini per ospitare le grandi mostre. Quest'anno la grande mostra di Cavazzini ha raggiunto quota 57.000 visitatori, non era mai stato fatto un evento del genere e questo evento sarà riproposto anche il prossimo anno. Si è parlato per tanti anni anche di cosa fare dell'ex Cinema Odeon ed è grazie alla nostra amministrazione che è stato avviato l'iter per acquistare lo stabile e per rendere questo spazio... Insomma, già affrontato alcuni temi, Vidoni, insomma. Ha sentito, no? L'hanno reso pedonale via Mercato Vecchio, voi per 10 anni alla guida con Onsel eravate lì ancora a pensare se non pedonale, aperto al traffico. Ci avevamo pensato bene, vabbè, insomma... avevate pensato alla Kartnerstrasse, mi ricordo ancora 10 anni prima. Non ridurrei il ragionamento ovviamente, perché poi la domanda è chiara e la risposta deve essere, immagino, sintetica, è questione di tempi. Non ridurrei il ragionamento della capacità della città di rinnovarsi su via Mercato Vecchio. È evidente, e lo sanno tutti, che questa amministrazione non voleva fare questo percorso, però una volta che nel 2016 avvii una gara d'appalto, trovi un aggiudicatario della gara e poi un ricorso al TAR sospende i lavori, questo non vuol dire che le idee chiare non le avevamo. Però non c'è solo Mercato Vecchio, invece una grande opportunità che si persa e si sta perdendo è la rivisitazione della ZTL. Col Biciplan non si è avuto il coraggio di fare una scelta chiara su quello che è la mobilità di questa città e l'accessibilità di questa città. Non c'è stata una svolta green dal profilo della mobilità, tant'è che il nuovo piano di mobilità delle bici prevede una stretta e forte conflittualità tra chi? Non tra le auto e la mobilità sostenibile e le biciclette, ma tra pedoni e biciclette. Quindi siamo fermi negli anni 90. Quando uno pensa a ZTL le viene in mente però le 30.000 multe che ci sono state durante la vostra amministrazione. Guardate, no? il tema delle multe credo sia una questione molto evidente, una questione prettamente tecnica. Io stesso sono consapevole che quella lì è stata una follia, una cosa che è sfuggita di mano, ma chi firma le delibere sicuramente in proposta sono gli assessori, ma chi poi mette in pratica tecnicamente le cose sono gli uffici. Quindi non cerchiamo di alibi inutili. Sulla zona pedonale bisogna avere una scelta chiara. Cosa hanno fatto col Biciplan? Hanno colto l'occasione per fare che cosa? Non per chiudere al traffico un'altra area e regalargli una maggiore vivibilità e qualità della vita, ma hanno riaperto via Stringer. Allora, invece che chiudere, andiamo a riaprire delle aree e soprattutto non andiamo a riqualificare quello che sono zone che mi pare in campagna elettorale precedente, ma guardiamo al futuro evidentemente, si sono affrontate come questioni. Penso a Borgo Stazione, penso a Borgo Aquileia, che oggi con l'abbandono del bus sta soffrendo da matti, e la criminalità
si è non spostata da Borgo Stazione, ma si è ampliata a zona Aquileia, a zona via Lungheria. Allora, mi piacerebbe che questa città e questi amministratori per una volta affrontassero pragmaticamente le cose e dicessero e mettessero in pratica delle azioni non spot come su Borgo Stazione il punto fisso di polizia locale, che non ha altro scopo che fare le multe poi ai residenti, perché la polizia locale ha dei compiti molto chiari che non sono quelli del presidio in termini di sicurezza del territorio. Quello lo fa la questura, lo fa la prefettura e lo fanno gli organi competenti, lo fanno credo al meglio le loro potenzialità. Allora vorrei che ci fossero meno slogan e più praticità, perché oggi Udine sta perdendo un grandissimo treno che riguarda il suo ruolo, che riguarda i fondi del PNRR, che riguarda la strategicità della città nei confronti di un territorio che sta mutando e di altre città, se volete ne parliamo, come Trieste, Pordenone e Gorizia, che ci stanno scavalcando, e Udine perde una cosa, la sua vocazione. Io non ho capito qual è la vocazione di questa città e che questa amministrazione vuole dare. Qual è la vocazione? Ma io credo la vocazione che riguarda la sicurezza con Borgo Stazione, perché tanto si è fatto, tanto si è cercato di fare su Borgo Stazione mettendo anche questo presidio. Ha funzionato secondo lei oppure si è spostato o addirittura si è ampliato questo crimine? Per rispondere al collega Venanzi, no, che dice che noi facciamo solo slogan, ma io credo che invece le cose che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi anni, siano cose concrete. La percezione di sicurezza in città io credo che sia migliorata grazie anche a queste cose, come ad esempio sì, il presidio aperto in Borgo Stazione, anche l'assunzione di nuovi agenti della polizia locale. Abbiamo preso in mano un'amministrazione, il comune, con circa 70 agenti, adesso questi agenti sono circa un'ottantina e cercheremo di arrivare al rapporto corretto, cioè di avere un agente ogni 1000 abitanti, che è il rapporto che indica il Ministero dell'Interno. Molto è stato fatto anche sulla videosorveglianza, sono state acquistate delle telecamere che verranno installate anche nelle zone più calde della città, come ad esempio appunto Borgo Stazione. Adesso il presidio come dice, è aperto fino alle 19, però con l'assunzione sempre di più di nuovi vigili per la polizia locale cercheremo anche di aumentare l'orario di apertura. Sul tema sicurezza abbiamo anche istituito l'unità cinofila della polizia locale, anche per cercare di contrastare lo spaccio, no? Anche in queste zone, tra l'altro, no? Credo siano delle cose che siano servite. Senta, Vidoni, è servita invece questa raccolta differenziata? Beh, la raccolta differenziata... Cioè, era migliorabile? È ancora migliorabile? Sì, credo che sia ancora migliorabile sotto certi aspetti, penso anche al centro storico, dove dobbiamo cercare di evitare di vedere spesso magari dei sacchi, no, abbandonati per intelligenti? Può essere una soluzione, sì, però anche loro no, credo. Per finire, mi scusi, per finire, grazie a questo nuovo sistema di raccolta rifiuti, la differenziata è aumentata di circa 10 punti, abbiamo raggiunto circa il 75% di raccolta differenziata ed è un dato che sicuramente migliorerà nei prossimi mesi. È aumentata questa raccolta differenziata, il risultato è stato raggiunto, no? E proporzionalmente però Veronica, non è aumentato tantissimo la Tari, alla fine restiamo sempre la seconda città in Italia meno costosa da quel punto di vista. Sì, siamo tra le meno costose e lo eravamo anche gli anni precedenti, però con la differenza che avevamo anche la qualità più alta di raccolta in proporzione a quegli anni. Ma il tema non è questo, il tema è di prospettiva e di non fissarsi in maniera cocciuta e ideologica sulle cose. La raccolta differenziata in città, intendiamoci, diciamolo anche a chi ci ascolta, è avviata da almeno 15 anni, almeno. Avevamo in città nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata che oscillava tra il 67 e il 69%, quindi ad oggi, i dati che Vidoni correttamente riporta, siamo arrivati a 75%. A che prezzo, a che costo e con che modalità? Abbiamo nei fatti riempito la città di cassonetti, abbiamo speso 6 milioni di euro per acquistarli, abbiamo messo in piedi una macchina che genera dei costi fissi, la raccolta, di 13 milioni di euro. Questo è la NET. Cosa abbiamo fatto con la NET? Che è un'azienda partecipata del Comune di Udine che ci dà 1 milione di euro di utile, ricordiamolo, e che ha dei lavoratori udinesi in seno a sé.
abbiamo svuotato l'attività caratteristica di NET, che era raccolta e smaltimento rifiuti. Di fatto la fa la Onofaro, che la vedete ogni giorno sulle nostre strade con i propri camioncini. Quindi la NET ha perso il suo ruolo di attività caratteristica. A che prezzo? Al prezzo di aver riempito la città di immondizia, averla resa impresentabile per chi arriva da fuori. Le immagini, credo anche sul vostro sito, sia di oggi o di ieri, le immagini dei topi per la strada vicino ai ristoranti, credo sia sulla cronaca quotidiana, e poi i costi sono aumentati. Ne prende atto questo? Sì, sì. Ma non può dire niente Luca Vidoni, che evidentemente fa il suo lavoro, però mi pare eclatante. Se prende atto che succede no, mi pare in questi anni abbiamo cercato di migliorare, anche istituendo ad esempio delle isole ecologiche nei punti più critici. Su questo però no. Però non è per darti contro, perché ovviamente la simpatia tra noi non è in discussione, però la questione è molto chiara. Dovete riconoscermelo e devi riconoscerlo, che il 18 novembre 2018 mi sono alzato in Consiglio Comunale e ho detto: guardate, secondo me c'è un unico modo per migliorare e efficientare la raccolta in città, aumentando la percentuale, facendola costare di meno e tarando le bollette, perché credo che gli udinesi che ci ascoltano è importante dire che è altrettanto importante che non tutti pagano il costo di tutti, ma ognuno paga per quello che consuma e produce. E allora abbiamo detto: l'Europa e l'Italia sta andando dal porta a porta, sistema degli anni 80, al cassonetto intelligente. Questo era il 2018. Mi riconoscerai che nel Natale dell'anno successivo ho portato in Consiglio Comunale, con una mozione votata all'unanimità, la richiesta di istituire le isole ecologiche, che sono uno strumento che si avvicina al cassonetto intelligente, che consente un maggior decoro e una maggiore efficienza in città. Però cosa sta avvenendo? Che in questo momento, e questo va raccontato bene, si stanno facendo delle sperimentazioni. Io vedo le sperimentazioni su tutto da parte di questa amministrazione, e Mercato Vecchio, la raccolta porta a porta, e vediamo l'autobus che passa, e vediamo di fare le strisce blu in via Aquileia per poi tornare indietro, poi vediamo chi pagherà tutte queste sperimentazioni. Le isole ecologiche le si stanno facendo, sperimentando, in alcuni quartieri più popolosi evidentemente. Però nella prossima variazione di bilancio che ci troveremo... Credo di arrivare magari alla conclusione. No, arriviamo alla conclusione solo per mandare la pubblicità. Ci troveremo a approvare lunedì prossimo una variazione di bilancio di 77.000 euro per altre 4 isole ecologiche. L'abbiamo appreso ieri nella commissione che presiede il collega Vidoni. Sì, insomma, si va a tentativi. No, ecco. attenzione, questo va a beneficio, scusami Luca, va a beneficio di alcuni... Sì, però paga la NET, non paga, no? Paga tutti i cittadini. Io abito a Godia, non ho l'isola ecologica che viene fatta nel quartiere che ti piace di più, che avete deciso, però quelli di Godia pagano l'isola ecologica di via Podgora, che è stata realizzata, no? Faccio un esempio che primo mi viene in mente. E questo è discriminatorio, non solo il sistema di raccolta che obbliga l'anziano che abita al terzo piano senza ascensore a scendere in strada a portare la carta nei giorni che evidentemente glielo dice la NET, ma per di più non ha il servizio che paga e che altri cittadini hanno. Questo credo sia... Venanzi, andiamo in pubblicità, dopo diritto di replica. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, il ruolo e il futuro di Udine. Questo è il titolo, confronto tra Venanzi e Alessandro Venanzi e Luca Vidoni in questa puntata. Dite a Vidoni che se non ci fossero decine di volontari a raccogliere immondizie, parliamo di rifiuti in questo caso, per Udine saremo sommersi come città, come Roma o Napoli. Ma io non credo che sia un paragone da fare, come ho detto prima, sicuramente ci sono degli aspetti di questo sistema di raccolta rifiuti denominato casa per casa da migliorare. Proprio ieri in commissione abbiamo annunciato che è nostra volontà, tra l'altro, di procedere e di arrivare a una tariffa puntuale dei rifiuti, ovvero quanto consumo, quanto pago. È chiaro che su questo credo che debba intervenire anche in un certo senso la Regione, perché in alcune regioni già ci sono delle leggi ad hoc su questo tema. Poi è vero, la tariffa dei rifiuti è aumentata, però stanno aumentando in tutte le città e Udine risulta ancora una delle città con la tassa dei rifiuti
meno care d'Italia. Ci sono città in cui la tariffa dei rifiuti è aumentata del 45%, del 10%, del 20%. Quanto invece a Udine? Quanto aumenterà? Beh, a Udine è del circa 4,8%. Senta, verrà reintrodotta la tariffa, la tassa anzi, sull'utilizzo del suolo pubblico? Ma allora la nostra amministrazione, tra Abbiamo un l'altro... po' di commercio. Sì, allora la nostra amministrazione è stata una delle prime ad intervenire in questo senso, addirittura prima del governo nazionale in periodo di Covid, cioè di eliminare la tassa di occupazione del suolo pubblico, che è sospesa in questo momento fino al 30 giugno. Il governo l'ha sospesa il 31 marzo, quindi E poi alla fine dal 1° dello luglio Stato. cosa accadrà? Ma dal 1° luglio dovremo ancora decidere. Io credo che alcune forme... Il 1° luglio è domani, però. Sì. Cioè, io da commerciante dovrei saperlo, no, Venanzi? Cioè, se dal 1° luglio? Sì, stavo cercando proprio l'articolo dove raccontava come è andata la vicenda in città, ad esempio sull'allargamento, no, dei plateatici degli esercizi pubblici. Questa è una proposta che è nata da una conferenza stampa online, perché eravamo in pieno Covid nel 2020, mia figlia è nata il 14 di febbraio, credo fosse appunto i primi di aprile, perché il lockdown è stato attorno all'8 o al 9 se non ricordo male. E una conferenza stampa delle opposizioni che dicevano: guardate, a Bari, prima città in Italia, stanno facendo questa cosa qua, il governo nazionale evidentemente stava seguendo questa linea, facciamolo anche a Udine. Quindi Udine lo ha fatto principalmente, immagino, per questo motivo qua, perché c'era un trend nazionale. Ora però loro non solo non stanno dando una chiarezza di quello che sarà l'atteggiamento, ma mi pare di capire che non ci sarà neanche chiarezza su chi avrà il privilegio di continuare alcune sperimentazioni. Lei cosa farebbe? Ma guardate, Cioè, siccome voi siete i primi che avete chiesto, insomma, avete avanzato una proposta, Ma su questo avrei qualcosa da ridire. Gli articoli di giornale, questo ci aiuta molto. Cosa fareste allora? Sul commercio? La domanda qual è? No, Nel la senso, domanda è se reintrodurre a questo punto la tariffa, cioè la tassa. La tassa non puoi non introdurla, perché quando finisce un periodo di emergenza ed è finito, decretato dal governo, scatta il danno erariale se tu non vai a far pagare quello che era una cosa che facevi pagare sempre. Dipende come, quanto e con che modalità. Oggi voglio capire, Franz dice assieme a Ciani liberi tutti, perché è evidente che è iniziata a parte loro la campagna elettorale. Dall'altro lato poi Michele dice attenzione, perché ci sono i cantieri, ci sono le strade e io alcune strade non posso continuare a mantenerle in questo modo, perché devo dare lo spazio per 2 tavolini e 2 sedie ai bar. Allora bisogna dare chiarezza al comparto economico cittadino, che non può ridursi, perdonatemi, in Udine sotto le stelle, che è un'iniziativa che mi pare abbia fatto già il suo corso in termini anche di partecipazioni di pubblico, perché non può essere attrattivo un evento che viene svolto per 40 giorni lei all'anno. non va di singoli eventi, cosa farebbe per esempio? Ma ci vuole chiarezza con il comparto economico, capire dove l'amministrazione sta andando in termini di organizzazione della città, anche perché il comparto economico per vocazione deve organizzarsi, strutturarsi e investire. Se non ha chiarezza a monte di chi comanda e di chi guida la barca, dove vuole portare la barca, evidentemente il comparto economico è in difficoltà e in smarrimento. No, perché dice di no, Vidoni? Ma no, perché Udine sotto le stelle non si riduce a dare la possibilità ai ristoranti e ai locali... No, fa peggio, perché chiude tutta la città per 40 giorni all'anno. Sì, però... E non è attrattivo, no, scusa, però io non ti ho interrotto. No, vabbè, ma potete tranquillamente parlare in maniera... Però per chiudere, Udine sotto le stelle è un evento che attrae in città numerose persone, numerosi giovani, anche addirittura turisti, e tra l'altro non si riduce semplicemente a dare la possibilità, ad esempio agli esercenti che siano di Via Poscolo, di Largo dei Pecci, di mettere fuori i tavolini, ma ci sono anche tutti degli eventi di contorno che sono organizzati dai vari locali, anche in collaborazione ovviamente con il sostegno del comune. Penso ad esempio a piccoli concerti, a presentazioni di libri. Quindi ecco, dire che Udine sotto le stelle è semplicemente una manifestazione che va avanti da 40, che si protrae per i weekend, no, di tutta l'estate, solo per dare la possibilità ai locali di mettere fuori i tavolini, ecco, mi sembra una cosa un po' esagerata. Poi su questo... non guida, cioè la presentazione di un libro lo fa la libreria, il concertino lo organizza il locale X o Y.
ma non c'è non so se vi ricordate, perché ormai è passata anche di moda la notte bianca. Era un evento unico, straordinario, tra l'altro ho avuto il privilegio di avviare in città una tradizione che insomma un po' violentata, ma c'è ancora, che è il concerto del risveglio, la mattina, alle 7 di mattina, era in piazza San Giacomo, allora oggi è stato spostato in piazza Libertà, che dava una unicità al centro storico e dava un'unicità alla manifestazione. Dire fate quello che volete per 40 giorni, sì, va bene, accontenterà qualcuno, però il mio ruolo da amministratore è quello di creare delle opportunità per tutti e anche una guida. In questo momento io credo che manchi, per i motivi che ci siamo detti, dal profilo strutturale, progettuale e anche economico, e dall'altro per dire ci accontentiamo alla fine che Udine offra una cosa, l'aperitivo. A me piacerebbe che la città offrisse qualcos'altro, che quando si pensa a Udine si pensa a qualcosa di livello alto. Pordenone ci ha rubato tutta la scena culturale, Gorizia è capitale della cultura fra 3 anni, Trieste evidentemente oltre a portarsi a casa 800 milioni di PNRR si porta a casa tutta una serie di manifestazioni strutturate e strutturali per questa regione. Udine? Torno là. Capitale Udine, che ruolo ha? Beh, Udine è capitale del Friuli, no? È centro ormai ex province che hanno abolito la giunta regionale di centrosinistra. Comunque, lasciare la casa Fontanini, ma ancora questa volta è andata male, la prossima volta ci riusciremo. Al netto che anche quest'anno verrà organizzata la Notte Bianca col concerto del risveglio e la sera ci sarà il concerto di Francesco Gabbani, quindi anche artisti... organizzato dalla Zalea, facciamo pubblicità, sì, quindi vabbè, un ente privato che lo organizza. No, però è stato organizzato in collaborazione col Comune di Udine. Poi quello che io dico, per tornare a Udine sotto le stelle, io penso che vadano anche sempre di più coinvolti i quartieri, non solo il centro storico, e che devono essere fatti degli eventi anche nelle zone più periferiche, nelle frazioni di Udine, penso al quartiere di Udine Est, a Cussignacco, un po' ecco, in tutta la città. Senti, allora io vi faccio un'ultima domanda, flash, 30 secondi ciascuno, perché 2 spettatori ci scrivono. Potete chiedere ai 2 ospiti se a Udine potremmo mai avere una piscina coperta con vasca da 50 metri e una discoteca. Discoteca credo che manchi in mercato in questo momento, ma vasca e piscina? Sarebbe bellissimo perché ha riaperto il palamostre dopo 1000 tentennamenti e ci sono tantissimi atleti che si allenano e non sapevano dove andare. Infatti c'è un grande vuoto che prende Cividale e prende Villa Primavera. Piscina e discoteca? Beh, credo di sì. Piscina, abbiamo il palamostre che è stato riaperto. Adesso anche... Fontanini voleva fare una balera alla Dormis, quindi magari qualche sogno in tal senso. Questa della balera alla Dormis non l'ho sentita, anzi alla Dormis verrà fatto un punto di riferimento e uno spazio per i giovani. Allora, adesso io chiedo 20 secondi l'uno, siccome siete i partiti che secondo i sondaggi, forse sono a testa, insomma, rivendicate il vostro ruolo, Vidoni, in un prossimo futuro, tra un anno, come vostro candidato, qualcuno come vostro candidato alle prossime elezioni amministrative? Vostro candidato di Fratelli d'Italia? Ma io credo che questo sia tutto da vedere. Adesso sicuramente dopo queste elezioni comunali del 12 giugno sicuramente ci troveremo con gli alleati del centrodestra anche per parlare di Udine. È chiaro che c'è il sindaco Fontanini, è un sindaco uscente, potrà ricandidarsi. Va bene. Venanzi? Noi stiamo facendo un percorso diverso che non toccherà le segreterie regionali dei partiti, ma un percorso di confronto che è già avviato con dei tavoli di lavoro, con tutte le forze politiche del centro-sinistra, le forze politiche riformiste e anche moderate, che stanno ragionando sui percorsi e alla fine si individuerà la o il candidato. Nome esterno, nome del PD? Meglio il nome del PD? Un nome sicuramente di area. Oggi i partiti sono molto liquidi rispetto a una volta. Perfetto, grazie Vidoni, grazie Venanzi per essere venuti in buonasera. trasmissione, vi auguro buona serata, domani tornerà Screenshot, si parlerà di elezioni amministrative, si parlerà di Tolmezzo, grazie, arrivederci.